Se dovessi raccontarvi tutte le cose di cui sono fiero nella mia vita, sicuramente una delle più importanti è il mio canale, la mia pagina e il progresso che i video hanno portato nella mia vita di tutti i giorni. Non escludendo però una cosa fondamentale: io sono molto fiero della mia casa. Sono cresciuto con dei valori che mi hanno insegnato che la casa è veramente un posto meraviglioso e tra l'altro rispecchia tutto quello che siamo dentro. Quindi, come vi avevo promesso, oggi vi farò entrare a casa mia. Fare entrare qualcuno in casa propria secondo me è una cosa molto importante, è un atto di fiducia ed è una dimostrazione di assoluto affetto. Questo vuol dire che per me questo video è molto importante e spero che voi riusciate in qualche modo ad apprezzare questa cosa. E prima di cominciare vi voglio raccontare un attimo come ho trovato questa casa. Nell'agosto 2019 cominciavo a sentirmi stretto nella vecchia casa di cui vi ho raccontato, nella vecchia casa studio, e quindi cominciai a dare un'occhiata in giro per trovare una casa diversa da quella, perché era troppo stressante vivere al centro di Napoli e in una casa che tra l'altro era troppo piccola, mi dava difficoltà negli spazi e tutto. Quindi guardando su internet trovai questa casa. Poi la foto di questa casa dove si vedeva semplicemente la scala, il camino che vedete alle mie spalle e poche cose. Dopo un mese di ma che faccio? Chiamo o non chiamo? Cioè, costa troppo andare in quella casa. Alla fine mi sono deciso, ho telefonato e sono venuto per la prima volta qui. La casa non era abitata da circa 6 anni, l'abbiamo trovata in delle condizioni che andavano risolte. La primissima cosa da risolvere era la pulizia generale. Quindi quando decisi finalmente che questa sarebbe diventata casa mia, la prima cosa da fare era: chi pulisce questa casa? Fortuna volle che venne in mio aiuto Magic Brill, che è una società che si occupa proprio di pulizie per ditte, condomini, eccetera eccetera, e grazie al mitico Vittorio, che è il proprietario di Magic Brill, questa casa è cambiata in una giornata da così a così. Ma piuttosto che raccontarvelo, guardate qua. Ma prima di andare avanti vi voglio parlare di Filmora 9, il programma con cui sto montando questo stesso video che state guardando. Filmora è un programma di editing e montaggio veramente molto carino, pieno di tutto. Potete importare i vostri file, troverete grandi librerie di suoni da poter utilizzare, di canzoni, dei titoli che potete inserire nei vostri video, come quelli che vedrete in questo video stesso, delle transizioni molto carine, tridimensionali o le classiche. Insomma, quello che vi serve c'è. Che vi serve? Un effetto? Ne abbiamo una cifra qua su Filmora 9. Vi serve un elemento? Basta cliccarci, lo scegliete, lo guardate prima ovviamente, lo vedete se vi piace e poi lo inserite nel progetto. E una sezione split screen. Ma non solo questo, perché grazie a Filmora potete fare i video come me, solo che mi sono più bello. Nelle immagini che state vedendo vedete la catastrofe che c'era e Vittorio di Magic Brill, che è un'azienda che si occupa di pulizie in generale, solamente per le attività, no per casa, perché pure per casa non avrebbe senso, è venuto da me in via eccezionale per mettere un'altra volta a lucido questa... Il reset. Esatto, il reset totale. E quindi Vittorio, da dove si comincerà e che cosa si farà oggi? Esattamente, adesso incominciamo da sopra. Ok. Cominciamo a pulire sopra i bagni, gli infissi, il parquet, nel bagno ci facciamo anche una bella sanificazione. Che cos'è? Sanificazione significa i germi, i batteri verranno tutti quanti uccisi. Ok. Così tu sarai come la volta che vieni in questa casa e verremo una volta in un bagno. E mi faccio diciamo, una cagata senza germi. Bravo! Che stai usando? Invece tu c'è. Allora proviamo una volta. Spiegaci Vittorio, spiegaci. Allora, questo qua è uno spazzola che dopo però useremo. È uno spazzola che andrà un disco sotto che ci sono qua, vedi? Uno. Questo sono i dischi che usi, ok. Questa qua è una spazzola per il fondo dove stanno le pescate, vedi questo qua, vedi? Sì. Questa qua è un disco trascinatore che andrà sotto qua e farà il sopra, diciamo. Ah ok, quindi diciamo c'è un disco che fa la parte centrale bianca, Sì, diciamo, sì. e un disco invece che va nelle fughe. Sì. E lei è la capa di tutti. Io avevo detto che lui è il big boss, ma è lei che comanda, è lei. Eccolo qua. Buongiorno a voi buccacci. Vedete, lui sta facendo diciamo il lavoro iniziale, quello che anticipa tutto. Guardate che c'è stiamo. Sta scendendo Pompei alla Dove tu qua dormirai. Dove qua dormirò quando avrò tempo, Vitto. Se avrò tempo dormirò pure. Facci un attimo, fammi un attimo sta maglia, fa. Magic Brill SRLS, ragazzi, Instagram, Facebook, Sito internet. sito internet. Qual è il sito? Magicbrill.com. Ma possono prenotare pure dal sito? Tranquillamente. Allora me ne vado. Non mi resta che far vedere mia mamma che sta facendo le nottate con me.
per pulire, per mettere i parati. Sì. A che abbiamo finito ieri? 1:30. Per fare cosa? Per mettere i parati, per pitturare, per metterci le cose belle. Ecco qua, questa è la parete a cui abbiamo messo il parato. La parete del parato. La parete del parato, Magdalena ci samba. Ragazzi, sono le ore 20:20 e Vittorio e tutta la squadra di Magic Brill stanno ancora a 3000. Io volessi capire, lo trovano la forza. Passare il macchinario per togliere tutta la sozzorama che c'è a terra. Vedete, di pittura e di tutto. Sono le 11:06. A che ora abbiamo cominciato stamattina? Esattamente alle 10. Alle 10. Dopo 13 ore, missione compiuta. Magic Brill ha messo praticamente a nuovo tutta la casa. Il primissimo passo era fatto, finalmente la casa era pulita. Dopo che 24 ore senza sosta i ragazzi di Magic Brill non si erano fermati un secondo e avevano fatto uscire tutto brillante. Quindi oggi vi voglio portare in tour con me per farvi vedere tutta la mia casa, e prima di questo però vi voglio far capire da dove sono venuto, perché magari uno dice che bella casa che è oggi, quanto è grande. Sì, però io vengo da delle origini, e lo sono ancora, molto umili, una casa molto piccola, da spazi estremamente ridotti e da difficoltà che nel tempo si sono dovute superare. Quindi prima di cominciare col tour andiamoci a fare un giro nella mia vecchia casa, va? Questo è il viale dove sono cresciuto e questo è il parco in cui sono cresciuto. Tutti noi che ci frequentavamo qua eravamo i ragazzi del rione, poi c'era il rione questo qua, ma c'è il rione ferroviario di là, c'è un altro rione di là, un altro rione di là, e quindi tutti i ragazzi ci incontravamo qua o là, di là, insomma, per giocare insieme il pomeriggio. E quando eravamo piccoli il cancello si chiudeva, lo utilizzavamo come rete per giocare a pallavolo e capivamo le varie cazziate dalle persone che non volevano che giocassimo qui. Tutto questo parco per noi era una sorta di parco divertimenti, perché riuscivamo in ogni zona a fare una cosa. Tipo quel muro lì, quando non c'erano le auto, era la zona per giocare a pelota, il gioco che chiamavamo pelota, che era una sorta di battimuro, insomma, non so quanti di voi la ricordano. Però la zona principale di frequentazione del parco era questa qua, proprio questa, perché quel cancello lì, che è quello che abbiamo visto dall'esterno, e quel muro lì diventavano le nostre porte per giocare a calcio. E se guardate qui ci sono ancora delle linee nere fatte con una bomboletta che facemmo noi del parco, noi bambini, per disegnare la nostra porta. Qua parliamo di una roba di forse 10-15 anni fa, facemmo questa porta. E qua c'era il mitico bar che c'è ancora, il bar di Flora, a cui voglio un mondo di bene, dove praticamente noi il pomeriggio, mentre giocavamo qui, venivamo tutti sudati: mamma, mi butti 1000 lire? E venivamo qui a comprare le patatine e le cose schifose da mangiare nell'intervallo tra un gioco e l'altro. Questo posto non perde mai la sua magia, nonostante oggi abbia 30 anni. Quando vengo qua giù mi ricordo ancora tutti i pomeriggi passati a giocare con mia mamma, che mi chiamava da casa perché doveva andare su a mangiare, io facevo tardi e tornavo tutto sporco su. Tipo c'è quella macchina, per esempio, che c'è sempre stata da quando noi eravamo bambini, sta ancora lì, ed è la stessa macchina che è stata utilizzata nel film Febbre da cavallo, ma non lo stesso modello, proprio quella. Chicco mi fa compagnia mentre vi faccio vedere. Questa era la scala che portava sopra nella mia cameretta, che vi faccio vedere, praticamente è pericolosissima, tra l'altro con bu di caffè può essere pure un muore in diretta. E qui in questo piccolo soppalchino, questo spazio, questo non era piccolo tra l'altro, quanto ero giovine, guardate quanto ero giovine, piccolo e giovine. Questo qui praticamente, in questo spazio qui, in questo angolo qui, è dove ho fatto il mio primissimo video, proprio il primo. Poi questo che finiva così, che era il mio piccolo studio, potete vedere che ci sono giusto pochi spazi, si univa a questa qua. Era un unico ambiente, diciamo, aperto, e che oggi ormai è la camera da letto di mia mamma, ed era tutta la mia cameretta. Mia mamma aveva la camera da letto giù al piano di sotto. Per arrivare qui nella mia cameretta si accedeva precisamente non da qui ma da lì, vedete, dove adesso c'è questo muro, c'era la porta e non c'erano le scale qui, ma si accedeva dalla cucina. Qua c'era la scala che prima portava fino e sopra lì, vedete, e questa tutta parte di sopra era la vecchia cameretta dove praticamente
facevo tutti i video e tutto. E questa è la nonna, vedi? La nonna è sempre dentro. Oh no? Ti alzi? Non si alza. Prendendo di riferimento alla stanza di sopra, dove prima vi ricordo che si saliva da là, sto cesso, vedete che sta lo cesso, io ci fate tutti i cacche da vita mia. Un'altra cosa che voglio condividere con voi è che quando uscivo dal parco venivo sempre qua, c'è il giornale del mitico Gaetano, che spero stia bene, ti mando un bacio Gaetano. E praticamente io sognavo perché lui aveva tutti questi giocattoli esposti fuori qua, non mi accattava mai niente. Come avete potuto vedere, gli spazi erano estremamente piccoli. Quella è la casa in cui tra l'altro vive ancora mia sorella, mia mamma e mia nonna. Ora è arrivato il momento di portarvi con me. Cominciamo il tour di casa, come la chiamata? Buccaciaus. Vai! Per questa parte di video in cui vi porto in casa mia mi sono avvalso del mio Osmo Pocket perché è la cosa più leggera da portare e più comoda. Quindi benvenuti a casa mia. Basta, a posto di fare questi slow motion fighi, vi voglio proprio spiegare come se vi stessi facendo da cicerone in casa mia, come se veramente foste in questo momento a casa mia. Questo qua è l'ingresso dove ho fatto questa cascata di luci che posso accendere tramite Alexa, però ve la farò vedere anche di sera perché alcune cose ve le farò vedere di sera, però se voglio si accende comunque e ve lo posso fare. Da quest'altro lato attualmente è vuoto, ho tutto questo spazio vuoto in cui ci voglio mettere, sapete quelle cassapanche con gli appendiabiti grandi? Ecco quello. E la prima cosa che si scorge è questo quadro in stile picassiano di Freddie Mercury, perché vi ho già raccontato, magari qualcuno non lo sa, ma sono un grande fan dei Queen. Qui ci troviamo davanti tutta la parte soggiorno, qui c'è un camino che è stata la prima cosa che ho visto quando sono venuto in questa casa, che tra l'altro non è un camino in pellet o cose simili, ma è un vero e proprio camino a legna. Quella è la mia Icos e la canna fumaria va su fino al secondo piano, poi vi farò vedere. Subito vicino al camino, perché poi pensavo che in inverno poteva essere bello mettersi sul divano e avere il calore del camino, finché poi non pigli per cose e tappiccio. Vabbè, qui c'è il divano e sul divano ho i miei 3 cuscini, quello preso direttamente negli studios di Harry Potter a Londra, quello ordinato online della Marshall, è il rosso perché richiama alle tende. Ma a proposito della Marshall vi devo far vedere un'altra cosa che vi piacerà tantissimo, che è il portachiavi all'ingresso. Tutte le chiavi hanno il loro jack e il connettore, chiaramente quando vi posate le chiavi, bam, e le posate. Ma ritorniamo al soggiorno, perché questo soggiorno l'ho tutto quanto immaginato e tirato su man mano. Questa è la parete televisione con tutti i vari mobili, però ve li voglio spiegare perché io qui ho tutte le cose comprate nei vari viaggi, quindi Dubai, Sharm, eccetera eccetera, bla bla bla, vedete ci sono tutte le varie cosette. Questo di sotto è un mobile dove metto cose che non mi servono e questo è un ripiano su cui prima o poi ci farò fare un grandissimo diorama di Hogwarts perché ci voglio fare, mi piace. La meravigliosa TV che comprai quando vivevo al Corso Garibaldi in altra casa, e qui c'è la cassa Bose che mi ha regalato il mio amico Roberto, il principe d'Inghilterra, grande Roberto. Sotto c'è il primo spot dell'Alexa che ho sparso per casa. Poi passare a lui che è Wally. Lui è colui che ogni mattina alle 10 parte e mi passa l'aspirapolvere per tutta la casa e poi quando ho finito torna a casa Alessi. Qua c'è un canestro che utilizzavo anche nel vecchio studio e con cui ogni tanto tu prendi la pallina e ti fai il tentativo. Alle spalle di questa parte di soggiorno c'è quest'altro divano, il divano bianco. Questo è un divano che ho trovato già qui e ho pensato, inizialmente ci volevo mettere un grande pianoforte a coda qui, però poi voglio dire il pianoforte a coda costa veramente troppo per farlo, un occhio della testa, e quindi ci ho fatto una zona proiettore che punta direttamente a questa parete dove ho il mio telo motorizzato lì. Prendo il telecomando da qui, vi basterà cliccare pam prima che cominci il film, ovviamente che sono delle sense, e si abbassa tutto il telo fino a giù diventando uno schermo di 1000 pollici. Andando verso questa porta qui ci troveremo in un disimpegno, accendiamo la luce se non si vede niente, e a destra c'è il bagno del piano inferiore, che è questo è il mio bagnetto, vedete? È bellini bagnetto, piccolino, funzionale. Qua ci sono io, un saluto a voi, ho la luce sullo specchio perché quando mi trucco sa da vedere, no? C'è la vasca da bagno,
stocess, ovviamente il bidet perché non siamo in Francia, e tutte le varie cosette che servono. Via, usciti dal bagno, sulla destra come potete vedere, come potrete intuire, qui c'è la cucina. La cucina è questa qui. Grazie al mitico lavoro svolto dal mio amico Massimo Wrapping, questa cucina, che in questo momento state vedendo com'era, è diventata così, tutta Marshall. Ci mancano solamente le manigliette che devo prendere ancora perché Massimo me le stava rivestendo. Quindi questa è la cucina, divisa in 2 ambienti. Qua magari può essere la prima parte di preparazione, dove puoi tagliare le tue cose, e lì c'è la cucina con i fuochi, le macchinette del caffè lì, il microonde qualora tu voglia fare una cosa velocissima, eccetera eccetera. Collegato alla cucina da quest'altro lato c'è un work in progress che sarà la sala da pranzo. Qui per esempio ci vorrei mettere tutta una parete fatta in stile lavagna, in stile chalkboard. Un'altra cosa che mi ha fatto innamorare tantissimo a prima vista di questa casa, quando sono venuto la prima volta a vederla, è il balcone e la veduta che c'è da casa. Ovviamente ho cercato di rendere il balcone quanto più vivibile possibile, quindi ci ho messo una piccola panchina, un tavolino con 2 sedie e un dondolo su cui il pomeriggio mi rilasso e mi godo tutto ciò che c'è davanti. Qua fuori ci ho messo queste luci che hanno i pannelli solari e che quindi durante la giornata si ricaricano, ma quando viene buio loro in automatico si accendono. E ti fanno questo effetto fiamma che è molto piacevole. Come avrete potuto vedere già da prima, qui c'è una scala che porta al secondo piano di casa. Salendo questa meravigliosa scala, che è un'altra cosa che mi ha fatto innamorare della casa, accediamo a questo secondo soggiorno che io attualmente sto utilizzando per terminare questo lavoro di bricolage per preparare il tavolo dei podcast. Ebbene sì, perché c'è in progetto a settembre di cominciare con dei podcast, quindi stiamo preparando questo tavolo interattivo che utilizzeremo per fare il podcast. Un domani che avremo finito il podcast o che avremo altro spazio per fare il podcast in un altro punto e quindi non in casa mia, vorrò trasformare tutta questa zona in zona anni 90, nel senso che ci metterei un bel cabinato di retro gaming, un flipper, un biliardino e cose simili. La camera da letto è questa qui, con una piccola scarpiera all'ingresso, con il letto proprio di fronte. Non so se vi ricordate, prima vi ho detto che c'era la canna fumaria che saliva verso su, e infatti questa è la canna fumaria del camino. Immaginerete che in inverno, quando accendo il camino giù, per fortuna mi si riscalda anche la camera da letto. Il lettone molto bellone con le federone di Harry Potterone, e mi era balzata in mente di voler mettere la televisione proprio a picco sul letto, ma non l'ho messa a picco, bensì l'ho messa lì. Vedete, si vede così, ho proprio la televisione qui sul letto. Anche qui ovviamente ho un Alexa che ho montato, che mi serve per tutte le cose tipo accendi letto e lei mi accende questa luce, o cose tipo spegni TV. Da quest'altra parte c'è un po' di vuoto, ma in realtà non è un po' di vuoto, è che lo spazio è veramente tanto, quindi c'è solamente un mobile in cui tengo tutte le varie cose di intimo, che vi posso dire che sono intimo, e qua c'è il big armadio con il secondo bagno, quello che viene chiamato bagno padronale. Questo è il secondo bagno che attualmente, vi giuro, non utilizzo quasi mai per un semplice motivo, perché non ho ancora cominciato a metterlo a posto. La peculiarità di questo bagno padronale è che ha la vasca idromassaggio che attualmente è in manutenzione perché una pompa, insomma una guarnizione, una cosa insomma che mi stanno cambiando, e potrò riutilizzare questa vasca da bagno. Infatti mi sono già attrezzato e ho messo già la staffa per una piccola televisione che vorrò mettere qui. Mentre ti fai il bagnetto ti guardi la televisione, mentre ti fa la televisione ti guardi il bagnetto. Chiudiamo a porta d'accesso. Nella porta accanto ho una stanza che attualmente è completamente libera, vuota, tra l'altro anche molto spaziosa. L'unica cosa che è rimasta in questa stanza sono queste serie di lampadine della Twinkly che ho utilizzato a Natale e che utilizzerò ogni Natale perché sono veramente bellissime. Vi faccio vedere subito un piccolo video di queste lampadine. E qua ovviamente in questo momento c'è tantissimo eco perché la stanza è completamente vuota, ma ho in progetto di farci una piccola home gym, una piccola palestra personale, dove magari mi posso mettere dei tutti attrezzi, delle cose simili, però piano piano, sempre piano piano. Ultima stanza, quella che conoscete forse meglio, ma ve la faccio vedere da un punto di vista di backstage, è la mia stanza, il mio studio, dove nascono tutti i miei video, quella che vedete solitamente in tutti i video commenti e cose simili. Sulla destra c'è la parete ovviamente
delineata, che credo che terminerò col parato perché mi piace questo tipo di parato, quindi ci farò tutta la stanza. C'è tutta la parete con tutte le cose. Qui ci sono attualmente in stand by la mia macchina principale, la C100, con cui vi farò vedere un po' di riprese al buio, perché è l'unica macchina che veramente fa uscire una bella roba pure al buio. Dall'altro lato vediamo un iMac. Questa è la postazione che io utilizzo solamente per l'audio e la musica. Se tipo mi devo fare una piccola sigletta, dei suoni e cose simili, li faccio da questo computer. Questo tra l'altro è il computer storico di cui vi parlavo l'altra volta, che ancora oggi riesce a farmi fare alcune cose. Calcolando che ha circa 10 anni questo computer, sono abbastanza contento di quello che riesce ancora a fare. È composta dai due monitor che utilizzo chiaramente per fare il tutto. Qui ho il mixer per le luci del set, quindi tutte l'illuminazione di cui vi parlavo, delle luci che stanno a terra, vengono controllate da qua, in modo che non devo ogni volta settare le luci. Questa è la Stream Deck. Con la Stream Deck riesco a fare un sacco di cose. Ho tanti tool che grazie alla Stream Deck insomma ti facilita tantissime cose, come per esempio posso accedere alle telecamere che puntano direttamente in soggiorno. Vedete, mi basta cliccare e mi aprirà in automatico il programma che mi fa vedere il piano di sotto. Ecco qua, così posso tenere d'occhio la casa anche quando sono sopra a lavorare. Nella fattispecie attualmente, come potete vedere dietro, c'è tutto spento, anche il logo del mio partner commerciale che è Rootless. Ma se premo il tasto in questo momento sulla mia Stream Deck dove gli dico di accendere lo studio, succede questo: si attivano tutte le teste mobili, tutte le luci che sono piazzate a terra di cui vi parlavo prima, e io sono pronto per realizzare il nuovo video senza che devo fare troppe cose ogni volta. Ma questa è una di quelle stanze sempre disordinata, perché è chiaramente di quelle stanze in cui tu sposti continuamente oggetti, sposti continuamente cose, quindi c'è sta che c'è sto pochi bordelli in mezzo. Ovviamente nella vita ognuno ha delle priorità. Ho amici che hanno avuto come priorità acquistare l'auto. La mia priorità è sempre stata e resta ancora la mia casa, perché credo che la casa sia un posto dove l'essere umano si rigenera, dove seppure il mondo dovesse cascare, si sente al sicuro. Questo è un posto che mi fa sentire estremamente al sicuro da qualsiasi cosa, anche da qualche difficoltà che la vita ti può mettere avanti e cose simili. Stai a casa. Quindi ho sempre combattuto e ancora oggi sto cercando di rendere casa mia sempre più adatta alla mia felicità, perché effettivamente una casa curata e a cui si vuole bene non fa altro che donarti felicità. Se posso darvi un consiglio e magari non vivete ancora da soli, pensateci, perché avere un posto a cui si è legato affettivamente, avere un posto in cui ti senti al sicuro è molto importante. Quindi valutate, piano piano, una cosa a volta. Credo che veramente la casa sia una delle prime cose. Non a caso, quando si sta bene, anche quando sei innamorato di una persona, forse una delle cose più belle da dirgli è: con te mi sento a casa. E io devo dire la verità, dopo quasi un anno che sono qui, è da un anno che mi sento a casa. Spero che questo video vi sia piaciuto. Qualora vi fosse piaciuto, lasciate un mi piace a questo video e taggate i vostri amici qua sotto. A me piace raccontarvi tutte queste cose. Ho visto che nel video precedente ci sono stati tanti messaggi belli, ho apprezzato tantissimo, tra cui un'email lunghissima a cui devo ancora rispondere, ma lo farò, perché sono felice se oltre ai video commenti e cose simili questo modo di raccontare la mia vita vi può interessare. Iscrivetevi al canale YouTube, quello è importantissimo, iscrivetevi al canale YouTube, seguitemi su Instagram, sempre @youtuber. Io mi chiamo ovunque, da tutte le parti, guardate, una cosa incredibile, pensa un po' ai casi della vita. Ora me ne vado che devo montare questo video, fa troppo caldo, fa troppo caldo.